Il Pescara a ridosso della zona playoff cerca punti importanti. Il Padova non può permettersi distrazioni, altrimenti è risucchiata all'indietro. In formazione negli abruzzesi: fuori Ariatti, Gessa, Nick Cascione. Pesanti le assenze nel Padova, tutto l'attacco è fuori. Succi vantaggiato e Di Gennaro. Le formazioni delle squadre: il Pescara con Pina tra i pali, Zanon, Mengoni, Olivi e Petterini nel pacchetto arretrato, Berardocco, Tognozzi e Bonanni in mediana, davanti Stojan con Ganci e Sansovini. Il Padova 4-3-3 previsto da Dal Canto, Cano in porta, Crespo, Cesar, Legati e Renzetti a formare il pacchetto difensivo, Gidai, Italiano e Bovo in mediana, El Shaarawy, Ardemagni e De Paula davanti. Dirige Palazzino, Di Ciampino è il quinto. 0-0 la linea allo studio. Per 5 minuti c'è stata attenzione Zennaro, c'è il vantaggio del Padova al Pescara al 20° in gol Ardemagni. Pertanto ribadiamo il punteggio: Pescara 0, Padova 1 al 20°. Ardemagni, a te la linea. A Pescara dunque il 21° di gioco nel corso della ripresa. Come detto poco fa, il Padova è passato in vantaggio. L'autore del gol Ardemagni, vi raccontiamo l'azione. De Paula in contropiede se n'è andato a sinistra, messo al centro il pallone, attenzione ancora il Padova con De Paula, il tiro che sfiora il raddoppio. Il Padova, il pallone è terminato fuori, ancora De Paula che ha sfiorato il gol. De Paula appunto che aveva dato il pallone ad Ardemagni. Ardemagni è arrivato all'altezza del dischetto del rigore, stop e tiro di prima intenzione. A nulla sono valsi i tentativi del portiere Pinna prima e di Olivi quasi sulla linea, poi il pallone ha oltrepassato di mezzo metro la linea bianca, quindi gol per il Padova. Tutto questo al 20°. Qualche istante fa ancora De Paula ha sfiorato il raddoppio. È il 23°, dunque ribadiamo il punteggio: Pescara 0, Padova 1 e la linea va a Livorno. Anche a Bergamo, Atalanta batte Piacenza 3-0. Sì, grazie Delfino. Si gioca il primo minuto dei 4 di recupero assegnati da Palazzino, Di Ciampino qui all'Adriatico. Il Pescara è sempre sotto di un gol e conduce il Padova per 1-0. Autore al 20° Ardemagni. Attenzione il Pescara, un pallone al centro, reclama qualcosa Bucchi al centro dell'area di rigore, nulla di che a nostro avviso, ma attenzione, riparte in contropiede il Padova. Teniamo qualche altro istante l'azione prima di girarla a Livorno. Siamo dentro l'area di rigore, attenzione El Shaarawy, ma fa buona guardia all'indietro Zanon, respinge il tiro. È il secondo dei 4 minuti di recupero assegnati. Pescara 0, Padova 1, Livorno. Sta rischiando attenzione parecchio. Raffa, il raddoppio del Padova al 48°, perfetto contropiede di Ardemagni che chiude la partita. Pescara 0, Padova 2, 48°. Ardemagni, a te la linea. Attenzione al cambio di campo per segnalare che è terminata la partita allo Stadio Adriatico. Fuori casa Padova batte Pescara. Scusa Monaco, ma a Livorno è tutto pronto per il calcio di rigore in favore del Grosseto. Un momento dal finale Monaco e poi andiamo subito a Livorno, vai. Sì, fuori casa Padova batte Pescara 2-0.